Mentre Agrigento vinceva il titolo di capitale della cultura, lo stesso giorno i ragazzi dell'Odierna di Palma di Montechiaro hanno vinto una competizione nazionale che li ha visti vestire i panni di senatore. Per diversi mesi loro si sono adoperati per trovare la soluzione a un problema ambientale del territorio, che era quello dell'inquinamento delle acque di vegetazione. Hanno partecipato al progetto Senato e Ambiente ed hanno vinto. Sì, grandissima soddisfazione per le classi terza F dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale e la terza G del percorso tecnico informatico. Seguiti dai docenti Rossana Sorcia e Carmelo Ferrara, i ragazzi hanno prima deciso di partecipare a questa competizione nazionale Senato e Ambiente per affrontare una problematica di carattere ambientale. Nello specifico loro si sono occupati di analizzare quelle che sono le conseguenze del versamento nelle acque fluviali del materiale di risulta a seguito della molitura delle olive, una problematica quindi che investe il nostro territorio e alla quale loro hanno tentato di trovare una soluzione. Hanno anche intervistato gli esperti del settore, hanno avuto modo di incontrare esperti delle forze dell'ordine, esperti dell'ARPA regionale e alla fine hanno rappresentato quella che potrebbe essere una soluzione di cui appunto il Senato della Repubblica potrà tener conto nel legiferare. Non solo la soddisfazione di aver vinto, ma questo comporterà per loro un'esperienza. Sì, il Senato della Repubblica, proprio nella stessa giornata in cui abbiamo avuto la notizia della vittoria di Agrigento come capitale della cultura 2025, abbiamo ricevuto una nota del Senato della Repubblica che invita i nostri alunni proprio a partecipare ad una seduta del Senato nel prossimo anno scolastico.